Sono rimaste alzate per 48 ore, salvando Venezia da una prolungata alta marea che per 3 volte ha raggiunto la punta massima di 130 centimetri. Mai fino ad ora le 78 paratoie del Mose avevano difeso la laguna così a lungo, tanto da far affermare al capo del provveditorato alle opere pubbliche del nord-est Cinzia Zincone la qualta a Venezia non è più un problema. E questo non solo perché il Mose ha evitato una prolungata acqua alta alla città, ma anche perché la parziale apertura delle bocche, con l'abbassamento di quella centrale di Malamocco, ha consentito il transito delle navi, risolvendo così uno dei conflitti più acuti, quello tra porto e città. Nel Veneto orientale, invece, dove gli osservati speciali sono soprattutto Tagliamento e Livenza, si sono contate diverse esondazioni, ma il prezzo più alto è stato pagato dal litorale. Un'intensa mareggiata ha cancellato decine di chilometri di spiagge da Sottomarina a Bibione. In questo video, diffuso dallo stesso primo cittadino, il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, è in sopralluogo in una spiaggia del suo comune, dove il mare ha mangiato circa 70.000 metri cubi di sabbia nel fine settimana. Zoggia ha fatto sapere che, terminata l'emergenza, avvierà i contatti con chi di dovere, a partire dalla regione, e si relazionerà con le categorie economiche per concordare azioni opportune e programmabili. Non possiamo continuare ad arrivare sempre dopo e con risorse a spot. È necessario investire davvero sulla prevenzione del rischio idrogeologico. A suo tempo c'era una struttura Palazzo Chigi dedicata, dovrebbe essere ripristinata per garantire un finanziamento diretto e una pianificazione chiara a lungo termine per i territori per questo tipo di rischio. E mi riferisco anche per esempio a tutto il fenomeno dell'erosione costiera a cui il nostro litorale è purtroppo spesso soggetto. Quindi programmi a lungo termine e risorse certe nel tempo.